Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa occasione ci accompagnerà nuovamente Lori Serafini, consigliere ABM e anche direttore del MUSAL, Museo Albino Luciani, che ha come obiettivo quello di far conoscere la vita, la formazione e l'insegnamento di Albino Luciani, diventato sommo pontefice il 26 agosto 1978 col nome di Giovanni Paolo I. In soli 33 giorni di pontificato li mostrò a tutto il mondo le sue caratteristiche: l'attenzione verso i bisognosi, la semplicità, l'umiltà, la trasparenza dell'operato e la grande sensibilità pastorale. In vista della beatificazione del 4 settembre si è inaugurato un nuovo allestimento della casa natale di Papa Luciani, dove si è presentata la statua dedicata a Papa Giovanni Paolo I, opera dell'artista Carlo Bagliana. Loris ci racconterà di questi tempi speciali che stanno vivendo. Ciao Loris, è un piacere rivederti, grazie per essere oggi qui con noi, benvenuto al nostro programma. Come va? Ciao Ernestina, grazie mille per avermi contattato e bene, va bene, grazie, spero anche tu, anche Eh, tutti voi. speriamo che noi e i nostri ascoltatori. E parlando di loro, prima di iniziare così, gli ascoltatori ti ricordano, ma anche i nuovi ti possono conoscere. Puoi raccontare brevemente qualcosa su di te? Sì, io abito nel cuore delle Dolomiti, delle montagne Dolomiti Vellunesi e mi chiamo Loris Serafini e da tanti anni seguo il museo e la casa natale di Papa Luciani, quindi ho studiato lingue, diciamo più tedesco e inglese, e poi mi sono occupato proprio della gestione della casa e del museo di Papa Luciani, per cui da vari anni curo i visitatori e i pellegrini che raggiungono questo paese che, come dicevo, è proprio nel mezzo delle Dolomiti, quindi al confine con la provincia di Trento, in uno dei posti più belli al mondo, ecco. Sono d'accordo con te, Loris, guarda, bellissimo posto. E come hai detto, sei il direttore del MUSAL, Museo Albino Luciani, che ha come obiettivo far conoscere la vita, la formazione e l'insegnamento di Albino Luciani, il nostro Papa bellunese. State vivendo un anno speciale, no? Il museo tra poco diventerà ancora più bello. Recentemente c'è stata una bellissima cerimonia di inaugurazione dei lavori che state facendo in quella casa natale di Papa Luciani a Canale d'Agordo. Sì, È stata una grande festa eh, anche. sì, è vero. Il 23 aprile scorso sono stati inaugurati tutti i lavori di completamento della casa natale che è stata acquistata 3 anni fa grazie alla generosità del cardinale Beniamino Stella, che è il postulatore della causa di canonizzazione di Papa Luciani, il quale ha dato i suoi risparmi personali per l'acquisto della casa No. e ha permesso in questo modo, donandola alla diocesi di Vittorio Veneto, dove Albino Luciani era stato vescovo, di poterla ristrutturare e recuperare per poterla aprire al pubblico e renderla visitabile. Dopo 3 anni, in cui è stata sempre resa visitabile nella buona stagione e chiusa durante l'inverno per proseguire i lavori, sono stati completati tutti questi lavori e il cardinale con il patriarca di Venezia, i vescovi di Belluno e di Vittorio Veneto sono venuti per inaugurare questa casa. Davanti al giardino, nel giardino proprio davanti alla casa, è stata posta una statua dedicata proprio a Papa Luciani che riceve un omaggio di fiori da parte di una bambina. E questa bambina, ne parleremo. Ecco, sì, ti stavo per chiedere perché, beh, ho tante domande da farti perché è un argomento così bello, così interessante. L'artista ha fatto una scelta molto significativa per rappresentarlo. Il Papa non è da solo. Ci puoi raccontare un po' dell'artista e come è nata quella idea? Allora, l'artista si chiama Carlo Bagliana ed è nativo di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. Lui è un grande artista che da tanti anni esegue statue che raffigurano soggetti spirituali. Per esempio, nella casa natale di Papa Giovanni XXIII
che è Papa del Concilio, ha fatto una bellissima statua del Papa e della Mamma, e qui ha voluto invece raffigurare Giovanni Paolo I proprio in questo modo, molto, lo chiamano l'artista del vento perché la sua, diciamo, la sua plasticità nello scolpire rende l'idea del vento che passa. Ecco, aveva pensato di raffigurare il Papa con un bambino perché durante le due udienze generali in cui lui ha chiamato accanto a sé dei bambini, prima un chierichetto e poi uno scolaro, aveva fatto un dialogo tra Papa e bambino molto simpatico, che era piaciuto a tutti, e quindi voleva raffigurare questa scena. Ma durante la notte ha avuto un sogno e Luciani è arrivato, Papa Luciani è arrivato nel suo sogno e gli ha detto no, non deve essere un bambino ma una bambina. Quindi, e non gli ha spiegato il perché. E questo artista si è svegliato e si è ricordato di questa cosa. Allora ha modificato l'opera e ha raffigurato una bambina. Tempo dopo è uscita la notizia che grazie a una guarigione inspiegabile avvenuta proprio nelle vicinanze di Buenos Aires, anzi a Buenos Aires, giusto? Correggimi. Ecco, è stato possibile procedere per la beatificazione di Papa Luciani perché grazie a questo evento prodigioso in cui una bambina è stata guarita in maniera inspiegabile, è stato possibile riconoscere questo miracolo come avvenuto grazie all'intercessione di Papa Luciani e quindi procedere con la sua beatificazione. Ora, ecco, è un fatto un po' particolare questo perché è raccontato proprio dall'artista. Ma è molto emozionante e anche significativo perché è vero, Sì. quella è la storia di Candela Giarda, che essendo molto molto piccola è dovuta trasferirsi da una provincia argentina verso la capitale per poter guarirsi. Avevano detto, beh, come tu già conosci la storia, approfittiamo per raccontare ai nostri ascoltatori che già non c'era nulla da fare e c'era questo padre argentino che ha detto, beh, preghiamo a Papa Giovanni Paolo I. E poi, inspiegabilmente, un miracolo, è guarita. Oggi vive una vita normale, una bella ragazza, brava, giovane, e quindi presto sarà, e per quello dicevo che sarà un anno speciale per tutto il mondo di Papa Luciani, perché diventerà Beato Luciani. Immagino anche l'emozione. E poi come stanno andando i lavori lì? Perché immagino che non sia facile dover di ristrutturare una casa, ma conservare allo stesso tempo quella essenza semplice, umana che aveva Papa Luciani. Infatti è stato fatto un lavoro che l'architetto che l'ha seguito ha definito un successo se non si vede niente. È vero. Quindi, il lavoro è stato questo, cercare di mantenere il più possibile tutto com'era, ma chiaramente c'erano dei rinforzi da fare perché è una casa vecchia, ha più di 200 anni, forse anche quasi 300, e è una casa che aveva bisogno di rinforzi nei pavimenti, nel tetto, quindi hanno agito scoperchiando un po' i pavimenti, inserendo delle travi di acciaio e riposizionando tutto come prima. Hanno rifatto gli impianti elettrici, gli impianti idraulici, ma non si vede quasi nulla, per cui chi entra non percepisce questo cambiamento che c'è stato nella parte storica, mentre nella soffitta, che è la parte più recente della casa perché è stata costruita negli anni 50, e lì invece è stato fatto un lavoro completamente diverso. È stata fatta una bella sala molto accogliente che è stata donata da un sacerdote sempre di Vittorio Veneto, Don Domenico Salvador, che ha messo a disposizione anche lui il suo patrimonio personale per restaurare tutta questa parte della casa, e ne è uscita davvero una bella sala dove i gruppi possono sedersi, riflettere, guardare un filmato, e quindi ci sono queste due zone. La prima proprio quella dove Luciani ha vissuto da bambino, e in particolare ci sono le due stanze in cui è cresciuto nei primi anni di vita, perché la casa inizialmente non era tutta della famiglia Luciani, ma soltanto due stanze. Quindi Ah. papà lavorando all'estero con tanta fatica, andando alla Plata,
anche, cercando, è arrivato fino in Guarda, Argentina, alla sì, fine del mondo, ecco. alla fine del mondo, è riuscito ad arrivare alla fine del mondo e strano, strano questo collegamento di tutti i paesi in cui avrebbe potuto andare, a parte in Europa, che è andato in vari paesi, l'unico paese fuori dell'Europa che ha visitato è stato l'Argentina. Ma che Ecco, così che ha speciale, visitato eh? per lavoro, per lavoro. No, sì, ma figurati, come dicevi tu, tanti altri paesi dove c'erano anche altre comunità italiane, no? Penso Brasile, Stati Uniti, ma poi Sì. l'Argentina che è lontana, diciamo, quindi non è una scelta facile, Sì. anche per tanti nostri migranti, come abbiamo già raccontato queste storie di immigrazione, e poi il miracolo qui, quindi penso che il Papa aveva forse un amore speciale per l'Argentina, che ne sappiamo, Penso di invece, sì. ecco, vederlo così. Immagino che anche, beh, diciamo, facciamo un appello ai nostri ascoltatori. Vogliono visitare questa casa che tra poco sarà come prima, perché mi è piaciuta quella frase dell'architetto che avremo successo se non si fa, se non si rende conto la gente che è cambiato niente. Facciamo un invito, cosa potrà trovare quando arriverà? Tra poco, Dio permettendo. Cosa possiamo far vedere lì al museo? Ma diciamo che le cose che sono più toccanti, più commoventi, è vedere nelle cantine tutti gli attrezzi da lavoro del papà. E sono proprio quelli suoi originari, Mm. non di altre famiglie, ma proprio quelli di famiglia sua. E il papà è stato emigrante prima in Austria a 11 anni, era già aiuto muratore, quindi ha fatto il muratore, l'elettricista, il fabbro, il falegname, il Wow. gestore di una centrale elettrica, tutto, ha fatto tutto, il contadino. E quindi questo è l'aspetto, una cosa che colpisce. Della mamma c'è ancora la macchina da cucire originale, quindi proprio quella con cui lei rattoppava i vestiti, cuciva, e come qualsiasi altra famiglia, non c'è nulla di diverso dalla vita di tutte le famiglie semplici. Ecco, e poi forse la cosa più emozionante sono delle fasce bianche, perché si usava qui da noi avvolgere i bambini appena nati in delle fasce, in alcune fasce bianche, tenendoli stretti in modo che non potessero muovere le manine e i piedini, perché si credeva che sarebbero cresciuti meglio. Era una tradizione, diciamo, molto antica che è stata usata anche per Albino Luciani e per i suoi Oh. fratelli. E queste fasce, quando è nata l'ultima bambina, la sorellina del Papa, che si chiamava Nina Antonia, eh, questa l'ha sempre conservate come un caro ricordo, perché diceva, sono le fasce in cui siamo nati tutti noi fratelli. Eh sì. Quando poi lui è diventato Papa, se le ha tenute molto strette e la figlia le ha donate di nuovo dopo tanti anni alla casa natale. Quindi ecco, vedere quella stanza dove lui è stato battezzato, perché è stato battezzato da una donna. E la cosa anche particolare è che Ah, raccontaci, come mai? è l'unico papa della storia recente, almeno da quello che risulta, ad essere stato battezzato da una donna. Una cosa bella, no? Un po' particolare Eh anche. sì, ma c'era successo qualcosa in particolare Sì. o... Era in pericolo di vita e il cordone ombelicale si stava attorcigliando attorno al collo, stava soffocando il bambino, così la levatrice, che lo ha fatto nascere, subito lo ha battezzato per sicurezza, diciamo, perché se fosse morto sarebbe morto battezzato. Era una cosa molto importante una volta. Sì. Tutti avevano paura proprio di che i bambini potessero morire non battezzati e quindi poi, ripresosi, è stato portato 2 giorni dopo in chiesa dove è stato completato il rito del battesimo, ma il parroco che ha mandato il suo cooperatore a finire il battesimo ha sancito la validità del battesimo, quindi ha detto sì, è un battesimo a tutti gli effetti valido, quindi non c'è da rifare nulla, solo da completare il rito. Guarda, anche che cosa in avanti, no? Perché, beh, uno sempre pensa, ma un battesimo, un padre, no? Ma che bella storia, guarda che quella non la conoscevo, Loris, mi emoziona anche, guarda, Sì, sì, anche in una situazione molto particolare, perché forse non c'era papa, diciamo, perché se tutto andava male, diciamo, ma per fortuna sì. è andato tutto bene e oggi siamo qui aspettando, beh, celebrando anche questo prossimo 4 settembre. E beh,
manca poco anche per la beatificazione del Papa Luciani. Come si sta preparando il museo? Immagino che con tanta allegria, con tanta festa. Ci sono degli eventi in mente? Penso un viaggio, Sì, immagino. ci sono una serie di eventi che verranno fatti durante l'estate, nei mesi di luglio e di agosto. Arriverà tra poco anche il programma di questi eventi, ma Mhm. mi limito a sottolinearne alcuni. Per esempio, il 10 di settembre, quindi una settimana dopo della beatificazione, ci sarà la festa Canale d'Agordo, quindi con la presenza di Candela Giarda, della ragazza che ha ricevuto questa grazia e che porterà la sua testimonianza in spagnolo ovviamente, poi quella sera che sarà presente tra noi. E il giorno dopo, domenica 11 settembre, di nuovo il cardinale Stella con il patriarca di Venezia e gli altri vescovi della zona del Triveneto celebreranno una messa di ringraziamento insieme alla ragazza, Ah, che ehm, bello. proprio sì, sì, in un momento molto gioioso. In quella sera, quella in cui lei porterà la sua testimonianza, ci sarà anche un momento musicale importante e ci sarà la possibilità appunto di ascoltare direttamente da lei. Naturalmente citavi prima la beatificazione a Roma, quindi ci sarà un pellegrinaggio apposito organizzato dalla diocesi di Belluno Feltre dal 2 al 4 settembre con una probabile udienza di Papa Francesco il sabato 3 Wow. e con la sicura celebrazione domenica 4 alla mattina in piazza San Pietro o dentro la basilica. Questo ancora ce lo devono Che comunicare. emozione, Loris. Sì, e poi venerdì 2 alla sera alle 6 nella Basilica di San Marco a Roma, perché c'è anche la Basilica di San Marco, ci sarà una serata speciale proprio con una testimonianza del cardinale Beniamino Stella, in cui ci sarò presente anch'io, sarà presente Iria Tancon per portare un saluto. E proprio ricordando che in quella basilica Luciani è stato cardinale, perché ad ogni cardinale viene assegnata una chiesa di Roma. Ad Albino Luciani era stata assegnata la Basilica di San Marco in Roma. Eh, E quindi questa basilica oggi è, diciamo, ha come cardinale il vicario del Papa di Roma, il cardinale De mm. Donatis, Angelo De Donatis, che anche lui sarà presente a questo momento. Quindi ecco, c'è un particolare insieme di eventi. Eh E sì. poi nel mese di agosto e di luglio altri. Ecco, ma avete già quasi un'agenda piena, ma bello. Sì, Ecco, sì. beh, se per caso sono lì, se vi serve un interprete, io mi offro, io parlo spagnolo anche, quindi sarà un piacere Mm, poter fare di interprete tra voi e quella storia emozionante di Candela veramente che è la ragazza del miracolo. E stiamo un po' parlando di questo grazie a quello e grazie in realtà al miracolo del Papa Luciani. Certamente, beh, come sarete lì il 4 settembre, penso che sarà una giornata molto emozionante. Voi come la sognate il 4 eh, settembre? Ci sono varie iniziative, varie proposte. Beh, intanto ti ringrazio per la tua disponibilità e speriamo proprio che tu possa venire a fare l'interprete. Ecco. Speriamo. Sarebbe un sogno anche vivere lì quell'atmosfera, figurati, per noi che crediamo tanto, anche, guarda che sarà un papa bellunese, no? Per me e per la mia famiglia, che siamo discendenti di bellunesi, un papa bellunese ratificato da un papa argentino, a cui anche Sì, teniamo sì, tanto, ecco. quindi è come che il nostro momento. Una cosa particolare, esatto, è proprio così. Beh, ci sono delle iniziative anche carine, per esempio ce n'è una che verrà resa pubblica tra poco, della partecipazione di tutti i gruppi folk o ladini della provincia che verranno con i costumi tradizionali Bello. in piazza San Pietro e ripeteranno quello che successe quando fecero Papa Giovanni Paolo I, quando i bellunesi scesero in costume, nei costumi tradizionali, a sorpresa, e parteciparono alla messa di inizio pontificato con i costumi. Ecco, questa è una cosa che è molto sentita dalla gente ed è una delle proposte che verranno fatte. Poi ci scrivono da tutte le parti del mondo persone che
intendono associarsi proprio al pellegrinaggio di Belluno. Ci sono belgi, francesi, tedeschi, inglesi, americani, che hanno chiesto di entrare nel nostro gruppo bellunese proprio come amici del gruppo bellunese, e quindi stiamo cercando di rispondere e di andare incontro a queste richieste grazie all'organizzazione, insomma, di questo pellegrinaggio. Ecco. Ecco. Sì, sì, dimmi, dimmi. Sì, ecco, questo diciamo al momento è quello che stiamo preparando. Poi ci saranno vari gruppi, varie corriere, pullman, che partono da varie zone della provincia di Belluno, che con prenotazioni già diciamo consistenti, che confluiranno tutte poi a San Pietro in quel giorno. Quindi si ripete un po' quello che è stata quell'atmosfera di 44 anni fa. Eh sì, Ma- sarà una piazza tutta bellunese, penso, tra tanti altri Sì, fedeli. penso di sì. Pensiamo che quasi, non so, 80-90%, ecco, sarebbe un sogno essere lì, figurati, Loris. E come sarà un po' il pellegrinaggio? Penso che non a piedi, certamente, o sì? No, in Ah, pullman ci sarà un bene, momento, un po' lunga. sì, un po' lunga. Magari qualcuno c'è che si sta organizzando anche in maniere alternative per arrivare a Roma. Qualcuno forse la fa anche a piedi, ma Eh, chiaramente dei tratti, eh non sì. tutta, perché Sai oggi come non abbiamo più. facciamo qui ogni anno la nostra santa patrona dell'Argentina, la Vergine di Luján, che si fa il pellegrinaggio, ma sono 70 chilometri, non è che Sì. Belluno-Roma è un po' più troppo, ma è bello comunque, anche nei mezzi, nessuno ha detto che doveva essere a piedi, no? Ma è bello già il poter, penso, andare tutti insieme in comunione, in unione, lì a Piazza San Pietro. Sì, è vero, è vero. Infatti penso che il momento più bello sarà quello del ricongiungimento di tutti questi pullman, di tutte queste persone che si aggiungono a quelle che vengono da un po' da tutte le parti del mondo, perché ce ne sono molti che aspettavano da anni questo momento, scrivendo a noi, ma anche al centro Papa Luciani, vicino a Belluno, chiedendo appunto con forza la beatificazione di Papa Luciani, quindi sono stati esauditi. Ecco. Immagino, tanta gente entusiasta come quella che è stata anche in questa cerimonia che ci raccontavi all'inizio. Com'è stata la risposta della gente in questa festa di inaugurazione? Immagino ci sono state anche delle autorità. Sì, sì, c'erano molti sindaci, c'era il presidente della provincia, c'era il rappresentante della regione, e quindi è stato un momento di gioia molto condiviso, molto spontaneo. Tante persone sono venute, molti da Vittorio Veneto, perché appunto il fatto che la casa sia stata comunque acquistata dalla diocesi di Vittorio Veneto ha unito di più le persone verso il paese natale. Ed è stato un momento, soprattutto in chiesa, commovente, quando il cardinale Stella ha raccontato anche la sua esperienza, del rapporto che ha avuto con Albino Luciani, che era il suo vescovo, e lo Mm. ha mandato a studiare diplomazia in Vaticano. Quindi poi lui è diventato un diplomatico grazie alla fiducia che Albino Luciani ha riposto in lui. E quindi c'è stato anche un debito di affetto da parte del cardinale, che ha raccontato questa sua bella testimonianza, ma anche le altre voci, anche la voce dell'architetto, che ha parlato appunto, come dicevo prima, dei lavori di restauro, ma del sindaco di Canale d'Agordo, che ha voluto offrire al cardinale Stella proprio la cittadinanza onoraria con una Ah. bella targa di Franco Murer, il nostro artista, grande artista, che è figlio di Augusto Murer, lo scultore che è certamente noto in tutto il mondo. E quindi è stato un momento molto sentito dalla gente. Eh sì, una cosa che si rivede anche quel rinascere di un po' ancora in progress, no? In processo di quella casa che tutti potranno visitare e rivisitare perché, beh, in tanti che già lo hanno fatto, sarà proprio una vera emozione. Anche, beh, molto significativa la scelta, come parlavamo prima, un po' di quella statua con quel bambino che poi è diventato una bambina e che tempo dopo ho notizia del miracolo. Quindi un'altra emozione così grande. Bene, Loris, sinceramente speriamo possano finire presto i lavori.
non renderci conto di nulla, come questo si è fatto ma non fatto, come diceva l'architetto, e anche vi auguriamo il meglio per tutti questi eventi che state preparando con tanto amore, con tanto affetto, perché ti dico, Lore, si vede la tua passione, la tua emozione quando parli e quando trasmetti il lavoro del museo, della fondazione e anche quello che state preparando per poi partecipare di questa beatificazione. Immagino che anche il Papa Luciani vi sta guidando e ci dà la loro benedizione anche da dove si trova in questo momento, dal cielo, figurati. Io almeno la vedo così, mi piace pensarlo. Speriamo, chiediamo anche un'intercessione al Papa per tutti questi momenti difficili che stiamo vivendo, sia con la pandemia, con la guerra, con tante cose tristi che ci stanno accadendo. Speriamo veramente si possa risolvere. Lori, è stato un piacere vederti. Prima di salutarci, vuoi inviare un invito, un appello, un messaggio o un saluto per i nostri bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo? Sì, io vorrei salutare in particolare tutti quei bellunesi nel mondo che soffrono in questo momento qui, per qualsiasi motivo, può essere la salute, può essere una sofferenza spirituale, la solitudine. Vorrei che potessero sentire le parole di questo Papa che ha vissuto così, in maniera così personale il Vangelo, da renderlo qualcosa di gioioso e di consolante. Ecco, le sue parole, una delle preghiere più belle che lui diceva era: Signore, prendici come siamo, con i nostri difetti, con le nostre mancanze, ma facci come diventare come tu ci desideri. E poi un'altra preghiera diceva: vorrei che tu tenessi sempre la tua mano sopra il mio capo, ma fa anche che io tenga il mio capo sotto la tua mano. Ecco, Ah, a ciascuno di loro io auguro questo, di sentire questa consolazione, di poter avere sempre la fede nel cuore, soprattutto nei momenti più difficili, e che questa beatificazione sia di nuovo un sorriso per tutte queste persone. ecco, bellissime parole, anche grazie per il messaggio. Quella ultima non la conoscevo, quindi molto bella da sentire. Loris, io ti ringrazio nuovamente per il tuo tempo e la tua disponibilità e che ne pensi se forse ci incontriamo nuovamente in una prossima intervista raccontando come stanno andando i lavori? Che ne pensi? Volentieri, molto volentieri. Ecco, complimenti ancora per il bellissimo lavoro che fate. Loris, io ti saluto. Grazie, grazie anche a te Ernestina, un saluto alla fine del mondo. Ecco, grazie. E ti dico a te, Loris, e ai nostri amici che ti stanno sentendo qui su Radio VM, Voce delle Dolomiti, se volete rivedere le nostre puntate potete cercarle nel sito dell'associazione Bellunesi nel Mondo, nel nostro canale YouTube, Facebook e anche nelle mie reti sociali personali. Scrivete il mio nome, Ernestina Dalla Corte Lucio, o anche sul mio canale YouTube, Migranti TV. Amici, io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.